Da Agrigento il messaggio di pace per tutto il mondo. Sì, parte da Agrigento si è acceso ora il tripolo dell'amicizia, della pace, è un grido di pace che parte da Agrigento. Dopo 3 anni di pandemia Agrigento sta ripartendo alla grande, cerchiamo di mandare questo messaggio in tutti gli angoli del mondo. E viva la pace e abbasso le guerre. Diceva lei che prima della pandemia la Russia e l'Ucraina erano qui ad accendere il tripode. Sì, mi rincresce che quest'anno mancano proprio queste 2 nazioni, spero che questo grido di pace possa servire per la vera pace in queste nazioni e che l'anno prossimo possa essere i protagonisti di questa festa. È un momento bellissimo, con questo sfondo, questo scenario meraviglioso che tutto il mondo ci invidia, vedere anche tutti questi gruppi che vengono da tutte le parti del mondo con questi loro costumi, è anche un segno di speranza, di cui oggi abbiamo veramente tanto bisogno. È una piccola grande voce che si leva da questa terra, che è una terra che da sempre accoglie e che quindi insomma speriamo che possa arrivare a chi può prendere decisioni che possono cambiare il futuro del mondo. Si riprende dopo la pandemia. Si riprende dopo la pandemia, si riprende in un momento di guerra purtroppo, però è bene farle queste cose. Per me è la prima volta, devo dire che è veramente un'esperienza anche molto emozionante. Una grande edizione proprio che segna la ripartenza dopo il Covid, con ben 35 gruppi internazionali in rappresentanza di tutto il mondo. E ogni anno nella Valle dei Templi di Agrigento i popoli si incontrano per celebrare la pace. Credo che l'accensione del tripode sia il gesto più bello che conserva la manifestazione. L'unica cosa che dispiace è non vedere qui insieme a tutti questi gruppi i gruppi dell'Ucraina e della Russia che sono stati sempre presenti nelle edizioni del Mandorlo in Fiore. Speriamo di poterli rivedere al più presto. C'è la Turchia però. C'è la Turchia che nonostante quello che è successo ha garantito la presenza e quindi grazie veramente alla Turchia per essere stata qui presente ad Agrigento. Sì, finalmente dopo 3 anni ritorna il Mandorlo in Fiore, questa sera è un momento commovente, emozionante vedere tutti questi colori, tutti questi suoni, questi costumi, queste musiche, arrivare qui alla Valle dei Templi da tutto il mondo e fare questo cordone, questa bellissima immagine di queste fiaccole accese che per un segno di pace vanno verso il Tempio della Concordia e all'accensione del tripode. Una bellissima esperienza per chi viene a vedere questo evento, ma anche per noi agrigentini che tanto amiamo la festa del Mandorlo. E sicuramente questo è un buon auspicio, questo speriamo che sia l'incipit per quello che sarà il successo di Agrigento qualora divenga capitale italiana della cultura per l'anno 2025. Noi ci crediamoci tutti insieme e speriamo che Agrigento possa finalmente rinascere culturalmente e in tutti i modi.